Abbiamo qui Annarita Ferraro, interprete di Simonetta nello spettacolo Le Metamorfosi di Nanni, che ci parlerà appunto del suo personaggio. Annarita. Salve, il mio personaggio rappresenta la nipote di zia Tita, che è questa ragazza molto semplice, molto romantica e anche molto concreta, che decide che a un certo punto della sua vita è arrivato il momento di accasarsi. Con Nanni. Con Nanni, chiaramente, Però che è il Nanni- primo che gli passa proprio davanti, Però Nanni, ma Nanni non ne vuole proprio sapere. Ci prova in tutti i modi, ma purtroppo, ahimè, Nanni ha altro per la testa. Nanni ha per la testa ha questa volontà di aiutare le persone a fare cosa, a cambiare, e invece io nello spettacolo interpreto i vari clienti che da Nanni vanno per Allora, ci troviamo qui con Adriano Falivene. Allora vogliamo sapere, Adriano, i tuoi vari personaggi. Allora, i miei personaggi sono Valeria che diventa Franco, poi quindi sono già due in uno, poi ci sta Ivan che è un amico dell'antagonista, di Lorena, il nostro Ernesto praticamente, che è questo sindacalista russo che cerca di truffare in qualche modo Nanni, che poi invece resta, bene, non spoileriamo troppo, diciamo troppo, vabbè. Però quindi quest'altro russo, poi c'è un agente delle tasse, Gustavo, che ha dei problemi di vario genere a livello fisico proprio, e poi c'è un condannato che vuole semplicemente cambiare identità perché appunto è condannato, quindi vorrebbe scampare al suo destino. Io sono la parte concreta, diciamo, no? Che, ecco, più proiettata nella vita quotidiana, nella realizzazione della sua femminilità di Simonetta all'interno di un rapporto con un uomo, mentre invece Adriano è la parte fantastica. Sì, lo spettacolo era proprio pensato come uno scontro tra realtà e fantasia anche a livello scenico, e questo scontro poi si conclude con una convivenza delle due realtà, interpretate appunto da Nanni e Ernesto, diventa in qualche modo metafora di quello che accade in teatro, o meglio, che succede? Che il pubblico si abbandona a questo gioco, dove pur sapendo che la realtà è diversa ci si abbandona a quella fantasia in grado di sciogliere spesso dei nodi interiori dello spettatore, che poi esce cambiato ogni volta dalla platea, dal teatro. Si spera in questo caso in meglio, se non come Nanni, perché Nanni che cosa fa invece? Nanni cerca una scappatoia in maniera superficiale, trasformandoti in quello che tu credi di volere in maniera superficiale, quindi cercando al di fuori di te, non sciogliendo quel nodo interiore, ma andando in una forma estetica diversa dalla tua, quasi pensando che il diverso da sé, quindi cercare qualcosa di diverso da sé, sia necessariamente qualcosa di migliore, giusto? Esattamente, e in questo caso il divertimento in senso proprio etimologico, cioè il cambiamento dello spettatore, è appunto la metafora di quello che invece non accade, quello che non accade ai clienti è quello che invece dovrebbe accadere allo spettatore ogni qualvolta si va in teatro e ci si emoziona. Vogliamo anche dire che cantiamo anche in questo spettacolo, c'è un'orchestra dal vivo. Sì, non so se l'hanno già detto, in pratica lo spettacolo nasce e poi diventa un libro, che poi diventa un album, e poi queste canzoni che inizialmente dei monologhi vengono portate in scena, interpretate appunto da noi attori. Ogni attore, ogni personaggio ha una sua canzone scritta egregiamente da Giovanni Bloch, con delle musiche e dei musicisti meravigliosi, straordinari, che già alle prove semplicemente con i loro strumenti riescono a farci vibrare. E non vediamo l'ora di farvela ascoltare, quindi veniteci a vedere. La formula dovuta anche un po' a tutto quello che c'è stato, no? Perché inizialmente lo spettacolo era pensato come in maniera classica, poi anche a causa delle restrizioni, cosa che Massimo Andrei, il narratore, all'inizio in qualche modo da copione spiega, diciamo, è diventato qualcosa di apparentemente statico, ma in realtà non è così, perché non è un reading, nel senso che noi stiamo provando, quindi la memoria ce l'abbiamo, però è sotto forma di gioco, dove questo narratore assegna i ruoli e poi, pur avendo noi il testo lì davanti, in realtà
lo spettatore non capisce più quando è che leggiamo, quando è che non leggiamo, e questo dà modo di giocare a noi all'interno proprio anche dello spettacolo stesso, ma in prova fissando dei giochi che sono venuti durante la prova, e in questo Lello è un maestro, chiaramente non a caso è nell'inconscio collettivo per questa ragione qui, perché c'è quella spontaneità, c'è un grande divertimento di tutti. E poi Lello è una persona che magari, ecco, parlo per me, le prime volte che l'ho visto avevo un po', no, di timore reverenziale, così, però poi è lui che ti aiuta a scioglierti, perché è di una grandissima umanità e entra subito un grande ascolto, tantissimo osservatore, e quindi questo dà la possibilità di giocare insieme, di creare insieme, come dovrebbe sempre accadere, e creare veramente tutti quanti insieme in maniera estemporanea qualcosa di nuovo, meraviglioso.